Arriva a colmare, diciamo, la sua assenza del 4 novembre in cui la città si era certamente risentita. Non usa giri di parole Gian Antonio D'Arè, che ad un anno di distanza non ha ancora digerito la mancata presenza del capo dello Stato a Vittorio Veneto in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra nel novembre scorso. Era sicuramente meglio per il Presidente essere qua il 4 novembre, il centenario della Grande Guerra, anche in maniera affettiva con un nonno ragazzo del 99 e cavaliere di Vittorio Veneto. Arriva il 25 aprile, ben venga, io sono contento perché la città ne esce sicuramente inorgoglita e rafforzata di quello che era stato un po' questo 4 novembre che per noi vittoriesi ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Messe da parte le polemiche, Vittorio domani accoglierà il Presidente della Repubblica in un giorno ricco di significati. In memoria di quella che è stata la Resistenza, ma in memoria anche di quei tanti giovani morti nelle sterminate pianure russe o nei deserti africani, ma che sicuramente poco condividevano di quell'era nefasta del fascismo e del nazifascismo.